Grazie sostenore Sant'Elene. Grazie ragazzi. Come andiamo a serrare chi quest'ultima quattro. Allora sì, adesso arriviamo e incontriamo il terzo e ultima sezione di poesie, quindi il nostro terzo quadro esatto, e noi partiamo prima del finale con l'ultima sezione. Ma che cosa? Come potremo mai vantarci di scrivere sulle stelle un segno del tempo e dei tempi che arriveranno con il nostro innato gusto di inondare la terra di veleno? Proprio lei che ci porta a passeggio intorno al sole, che ci colma di frutti per il respiro della vita. Miagolano i bimbi nelle bancarelle del secolo, al baratto del soldo maledetto, anime calpestate come stracci, con oscene risate di divertimento. E il riscatto verrà al risveglio del cuore antico, che piegherà il metallo indegno delle spade, ove risuoni a luce il sorriso, in danze fiorite di cuori. Corriatta sapete, a su voente tosto e su tribuni, a saprodo e navios de undal furisteras, e che randa si strumpa, a pointos a tarzo e su tempos. Custode de un'istirpe d'antica sardidade, soe raichina antica e monte, e arvore, chi su empe traschiano il fozzat, e frore soe, frore custa terra, pro chi mai si perdan su musco, sos colores de esos anticos veranos, de sacar a piscina y su sole, candessi di su monte, su manzano, su sole chi non moriti, a sero, ma andata, a si tattare luche po si incrasa, in Sant'Ana Manna, e sos cheros. Come il sole. Di che vantarmi? Dei miei passi vagabondi
che inseguono chimere in viuzze di vento nel delirio del tempo? Che arrivi il riscatto dell'anima e abbia un'anima di fiori, un cuore d'alberi con voli d'uccelli liberi in primavere di luce, e che l'acqua scorra sempre chiara la sorgente e ristori le arse giornate della terra. La musica che accompagna l'onda placida del mare, quando sorride la luna, gli racconta di quando cantavano le stelle, la ninna nanna del mondo. Come il sole mi albeggi nel cuore un impegno di pace e di amore. E come volano il sardo. Deite mappa pantare, de sospasso mio vagabundos, campessi io chimera sinanda all'ardento, in su delirio e su tempos. Pochienza su riscatto s'anima, che zaire un'anima de vrores, un coro d'arfore, che in bolor de puzzones, liberi, in beranor de luche. Cherzo che s'abbacurra, sempre limpia in su rio, che mi cazze su sitio in sa scaldana ardies de sa terra. Cherzesse sa musica de sunda, brachida e su mare, che hanno rivide sa luna, e li canta de canto, canta sorristellos, san l'innanna in su mondo. E che su sole, marvescate in su coro, un impegno de pace e di amore. E ci hanno detto che c'è anche Pietro Soggia, perché in realtà Pietro, Carlo Pipizzino, ma no, Carlo Grompia Susanno, andavate a festeggiare, fate sul Silleri, sapevano questo gelo pure a essere messo ubriaco in carichi, Zascio, carichi Silleri e Durgari, pensa che no. Pietro, se ci fai questo onore di salire con Tonino Fancello, il giullare magnifico e prodigioso della Luna. Vanno al Sivis, aveva una scala così. Certo, l'hanno affrontata apposta. Buonasera a tutti e grazie. L'unica parola che sento davvero che mi sgorga dal profondo questa sera, di amicizia, di poesia, di canto. Sono molto contento che questa quarta stampa della collana dei Tessidores sia arrivata così puntuale, il 28 di novembre, il giorno del 90° compleanno di Pietro. Auguri! Che la poesia continui a dispensarti tutti gli anni che ti meriti, che desideri, e che siano in salute, in amistà e in trigo. Io non so davvero cosa aggiungere alle parole che sono già state dette da Carlo, che ringrazio, del giudice Giovanni Carroni, Battista Giordano, grazie, Railina De Ballo, su Concordo loro sei, Sostenore da Sant'Elene, e anche chi non è potuto essere qua oggi, a cui facciamo i nostri migliori auguri per le ragioni che li hanno impedito e che li hanno trattenuti e non sono potuti essere qui, da Bore Boedu, a Martino Corimbi e a Paola Pugioni. Un abbraccio solidale e amichevole da parte di tutti noi. Grazie.
Complimenti davvero a tutti, meravigliosi, piacere avervi sentito cantare tutte queste bellissime poesie che mi sono passate fra le mani, lo potete immaginare, più di una volta. E sentirle stasera insieme a Pietro cantate in questo modo così emozionante e commovente è davvero una soddisfazione per tutto l'impegno e l'attesa e la perseveranza che abbiamo avuto coltivando le poesie, Pietro. Cantamoci spettacolo. Grazie, grazie. Io credo che adesso tu abbia piacere di dire qualcosa. Io aggiungo solo, e ti lascio anche da solo, grazie all'amministrazione comunale, grazie a Antonello Testone, grazie a tutti che siete qui. I Tessidores procedono nella loro strada e sono sempre di più convinto che questa è la forma giusta per presentare la poesia e per costruire situazioni di amicizia e di amistà. Grazie alla poesia e grazie a Pietro e gala augurios. Come ti lascio solo, caso si scema e stessa tua. Grazie, grazie a te e a tutti. Grazie. Eh sì. Loro Bramma e Seda che mi incappi dimenticavo, gli da perdonare veramente. È stato davvero una grazie e complimenti perché ci riusciva su e ci ha commosso ed emozionato tutti. Grazie davvero e complimenti a tutti quanti, a Giampaolo Selloni che li dirige, a tutti i componenti del coro. Perdonatemi questa dimenticanza e spero di abbracciarvi più tardi quando ci incontreremo tutti a cena. Grazie, scusami Pietro, mi sono... Eh sì, quando gli uomini si uniscono come questa sera, si ha la sicurezza che la poesia sarà di antitesi alla boria spavalda delle nazioni, perché posseggono l'arma più distruttrice dell'umanità. Quindi sono sicuro che sarà la poesia a vincere le guerre senza armi. Dorgali ha una fonte innata di poesia. Ma ogni paese, sono convinto che ha bisogno di uno stimolo forte. Dorgali ha avuto questa fortuna, io in particolare, perché c'era bisogno di un uomo come Tonino Francello, che disponesse di tutte le sue capacità per promulgare, promuovere, fare presente la poesia in Sardegna e fuori, con grande cuore e disinteressatamente. Quindi davvero è un ringraziamento particolare. E io dovrei ringraziare poi questa sera tutti i cori che sono stati meravigliosi, dando risalto alla poesia. Particolarmente dovrei ringraziare l'amico attore di Roma, Carlo Del Giudice, che con la sua arte ha esaltato la poesia. Grazie di cuore. Poi l'attore nuorese Giovanni Carroni, che non dovrei usare delle parole per ringraziarlo, già da tutti è conosciuto per quello che è. Vado però nel ricordo
del tempo passato a chi allora erano pochi veramente quelli che si interessavano di aiutare. I poeti sono convinto che ne hanno sempre bisogno, di aiutare come scrivere e presentare le poesie a un pubblico. Ricordo tra le donne Vanina Mulas, per esempio, e l'amministrazione comunale di Verdali che ha sempre coadiuvato questa bellezza che si chiama la poesia. Come stasera particolarmente devo ringraziare l'assessore comunale alla cultura che davvero da par suo ne ha fatto un dipinto della poesia particolare. Devo ricordare però, perché io ho bisogno di molte cose, di ringraziare Luca Fancello che mi ha accompagnato in Sardegna e nel continente nei miei viaggi per i libri della poesia. Non mi resta quindi che ringraziare il popolo, ma come? Pretendo di ringraziarlo recitando il sonetto che avevo scritto da tanti anni fa per il nostro paese. Durgali. In perte Monte Ardia, situata, erbita mia, in dominante altura, para samare po antica paura de piratas, de ogni contrada. Femminas che addurcan sa natura predosa de sa terra, chi mirava e sole d'oriente e s'andava di sutura in pratica pastura. Figlios che fessen che intramma la